Eccoci qua, una buona serata, un attimo di attesa perché stavamo ancora sistemandoci in studio. Buona serata, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Questa sera parleremo del lavoro, il lavoro di Matteo Renzi dopo il disco verde ottenuto dalla direzione nazionale l'altro giorno. Adesso è in discussione al Senato e si voterà la settimana prossima per l'approvazione. Una riforma importante, se ne discute da tempo e ci sono alcuni punti che sono particolarmente caldi, cioè l'articolo 18, come è noto, poi la proposta dell'inserimento in busta paga del trattamento di fine rapporto o di una parte di esso. Di questo parleremo questa sera in questa puntata di TV7 Match. Io vi presento gli ospiti che ho in studio. Inizio come sempre dalla mia sinistra, abbiamo Andrea Moscatova della CISL di Padova e Rovigo, buonasera, grazie di essere qua. Poi abbiamo Nicola Ramundo che è presidente dell'Osservatorio del cittadino contribuente, buonasera. Ho detto giusto? Sì, buonasera, buonasera a lei. Rete sì, sempre della Rete sì. Della Rete sì, certo. Salviamo l'Italia, giusto? Sì, Salviamo l'Italia, Rete Imprese. Rete Impresa. Poi abbiamo al suo fianco Marino Masiero, che è un imprenditore del settore nautico. Sì, buonasera. Di Chioggia, buonasera a lei. Poi il nostro editore, Ermanno Casen, buonasera, grazie di essere qui. Sappiamo che è un po' malandati. La voce è cavernosa in i guai di stagione. Al suo fianco Antonio Bressa, segretario del Partito Democratico a Padova, grazie di essere qui, un volto giovane del Partito Democratico. Al suo fianco Paolo Righetti, segretario della CGIL Veneto, ho detto correttamente, buonasera, buonasera a lei. Al suo fianco Piero Levorato della UIL di Padova, buonasera anche a lei. Allora, come avete capito, avremo i rappresentanti dei sindacati, che è una voce importante in questo momento per capire anche come stanno interpretando, se la accettano oppure no questa proposta, questa riforma del lavoro di Matteo Renzi. Si parla dell'articolo 18, l'abolizione dell'articolo 18. Io inizierei proprio da qua e darei la parola a Andrea Moscatova della CISL di Padova e Rovigo. È un tabù questo? Si parla molto spesso, si sente dire ma l'articolo 18 in fin dei conti non è così determinante. Per voi cosa rappresenta l'articolo 18? Se si parla della riforma del mercato del lavoro, il problema dell'articolo 18 in sé non è il problema prioritario. Nel senso che se noi andassimo a vedere quello che manca oggi per avere un mercato del lavoro equilibrato e dovessimo partire dall'articolo 18, sbaglieremo completamente l'approccio, perché il problema del mercato del lavoro è dato il metodo. Gli ultimi 5 governi sono sempre intervenuti sul mercato del lavoro di imperio, con un confronto ridotto se non assente. Gli si è riusciti ad arginare rispetto alle scelte fatte o che avrebbero voluto fare in extremis, come sindacato anche in maniera diversa, però siamo riusciti. Ma il problema ancora una volta che ci si pone davanti è capire se la riforma del mercato del lavoro debba andare a braccetto con l'articolo 18. No, perché la riforma del mercato del lavoro è qualcosa di più importante, cioè vuol dire trovare una soluzione a quel milione di persone, ragazzi e giovani che sono rimasti intrappolati dentro nei contratti o atipici, sì, o dentro nelle associazioni a partecipazione o dentro nei CocoPro, i 50.000 che lavorano nella pubblica amministrazione con contratti di collaborazione coordinata continuativa, i 260.000 che lavorano con delle false partite IVA e potrebbero essere lavoratori dipendenti. Allora, certo, riforma del mercato del lavoro vuol dire trovare soluzione a questo. Poi, riforma del mercato del lavoro cosa significa anche? Le persone che sono senza disoccupazione o che non hanno diritto a elementi di sostegno al reddito, trovare il modo per poterglieli dare. Cosa significa ancora? Trovare il modo per garantire gli ammortizzatori sociali, che sono l'elemento che manca oggi. Se vogliamo aggiungere cosa significa anche riforma del mercato del lavoro, significa anche fare in modo che i tanti disoccupati giovani, 44%, meno giovani e gli ultra cinquantenni che non riescono né ad andare in pensione e neanche ad avvicinarsi a un lavoro, trovino un sistema dentro negli uffici per l'impiego di intreccio domanda-offerta che possa essere sufficiente. Un esempio solo: in Germania 90.000 addetti che si occupano del problema della ricollocazione, in Italia sono 6.400. Quindi vuol dire che
dall'approccio. L'articolo 18 non è il primo dei problemi, viene dopo tutti quelli che ho elencato prima. Sentiamo Nicola Ramundo cosa ne pensa. Secondo lei è determinante anche per magari, non so, invogliare investitori stranieri che vengano in Italia, ad esempio? Alcuni sbandierano appunto la presenza di questo articolo 18 come se fosse un po' lo spauracchio. Molti osservatori lo dicono, in effetti è vero, perché le aziende, soprattutto le grosse aziende, le multinazionali, in questo momento non vanno a investire in un paese decotto e quasi ormai allo sfascio dal punto di vista burocrazia e fisco, perché la situazione è da macelleria, non soltanto sociale ma anche fiscale, diciamoci francamente. È uno dei pochi paesi che ha raggiunto dei limiti insopportabili, quasi fosse una piovra che ormai inghiotte tutto, rimane poco anche alle imprese e agli imprenditori, circa il 25-30% quando gli va bene. Per cui effettivamente l'articolo 18 non è il vero problema dell'Italia, dal mio punto di vista. È un problema attraverso il quale si deve però ragionare in termini più globali, più estesi. Io penso per esempio a tanti ragazzi che non riescono a trovare un lavoro. Ecco, allora, vogliamo garantire sicuramente gli occupati, coloro che ormai hanno, chiamiamolo un privilegio, anche se non lo è, ma è un privilegio oggi lavorare, non è qualcosa di diverso da quello che purtroppo succedeva anni fa ai nostri genitori, che iniziavano a lavorare a 18, 20 anni, a 30 anni, anzi no, di solito lavoravano anche a 16 anni, iniziavano presto, ecco, sì. E andavano in pensione con la stessa azienda, con lo stesso ente pubblico, avevano il loro trattamento di fine rapporto, di cui parleremo dopo, certo. E la pensione. I nostri ragazzi, gran parte insomma di quelli che si sentono, non hanno questo privilegio, per cui ci sarà anche uno spezzettamento di quello che sarà sia l'indennità di liquidazione, laddove arriveranno ad averla, sia soprattutto i livelli pensionistici che saranno, secondo il mio punto di vista, se avanti così, da fame. E a quel punto qualcuno si chiede, ma io sto pagando i contributi per ottenere che cosa? Quella che sarà in definitiva una pensione sociale, cioè appena 500 euro. Allora non capisco perché devo andare a pagare questa massa di soldi ad uno Stato che è sempre più draconiano, che mi mette la tassazione insopportabile, che non riesce a dare per esempio un aiuto economico alle famiglie, perché in questo momento ci sono molte famiglie che sono nella precarietà più assoluta. Chi ha perso il posto di lavoro, chi non riesce a pagarsi il mutuo, chi ha delle sofferenze bancarie, chi ha figli che deve mandare all'università, eccetera, non ha i quattrini sufficienti. Quindi queste manovre, secondo me, servono a poco per creare economia e sviluppo. Ci vogliono sicuramente investimenti. Oggi l'imprenditore investe laddove c'è sicurezza, non dove c'è insicurezza, ma sicurezza significa anche una giustizia che funziona. Non possiamo aspettare 5 anni per avere un responso da un giudice che magari per tanti anni non si è occupato della vicenda. Questi scappano via, giustamente. Non possiamo attendere giorni o anni per ottenere delle certificazioni per costruire un capannoncino, una piccola azienda, perché c'è una burocrazia pazzesca. Mi diceva proprio stasera un imprenditore che lui ha avuto la sfortuna di avere insomma, una morte in famiglia, cioè il papà che era anche lui imprenditore. Bene, per ottenere il certificato di morte ha dovuto pagare 335 euro al comune, cioè è una cosa indegna, cioè neanche sui morti si riesce a non speculare, cioè la tassa sui morti è una cosa indegna al di là di altre cose. Quindi se noi mettiamo insieme tutti questi elementi, secondo me l'articolo 18 sì è una garanzia, è una regola all'interno di altre regole, ma non è il vero problema dell'Italia. Il problema dell'Italia è far ripartire l'economia, dare sviluppo alle imprese e soprattutto fiducia a famiglie e giovani. In questo momento sono a zero. Ecco, certo. Allora adesso io direi, se la regia è così gentile, possiamo sentire quello che ha detto Matteo Renzi durante appunto la presentazione della sua relazione alla direzione nazionale del partito a proposito dell'articolo 18, così dopo commentiamo le sue parole. Ora, se la regia vuol proporre, eccolo qua, è pronto. In questi anni il lavoro ha segnato una differenziazione profonda tra chi ha avuto diritti e chi non li ha avuti, e costruire un nuovo welfare è assolutamente doveroso e sacrosanto. E a chi mi dice che eliminando l'articolo 18 togliamo un diritto costituzionale, rispondo dicendo che il diritto costituzionale non sta nel fatto di avere o meno l'articolo 18, ma nel fatto di avere o meno un lavoro. Se fosse l'articolo 18 il punto di riferimento del diritto costituzionale, mi spiegate per quale motivo abbiamo accettato che per 44 anni vi fosse una differenza costituzionale tra chi sta sopra i 15 dipendenti e chi sta sotto i 15 dipendenti?
Ma se davvero l'articolo 18 è il punto di riferimento della dignità costituzionale, per quale motivo i sindacati e i partiti hanno fatto a meno dell'articolo 18 pur avendo più di 15 dipendenti? Ma se davvero l'articolo 18 è questo elemento di punto di riferimento costituzionale, perché la sinistra nel 1970 si è astenuta sullo Statuto dei lavoratori? Perché in questi 44 anni si è provato più volte ad aprire le discussioni su questo tema e poi ci siamo fermati di fronte all'impressione di un totem, di un tabù? Io credo che il lavoro non sia un diritto in Italia, il lavoro è un dovere. E l'articolo della Costituzione che ne parla è l'articolo numero 1, il primo articolo della Costituzione, che ci dice che la Repubblica democratica è fondata sul lavoro. Vorrei dirvi che è fondata sulla rendita, più che fondata sul lavoro in questi anni. Sulla rendita di posizione di alcune realtà economiche che non hanno avuto il coraggio di investire sul futuro, ma anche su alcune paure della classe politica di affrontare i temi reali della vita di tutti i giorni. Il lavoro non si crea difendendo le regole di 44 anni fa. Il lavoro si crea innovando. Si crea andando a investire sulla ricerca, sull'innovazione, sullo sviluppo, sui lavori verdi, sui green jobs, sull'information communication technology, sulla manifattura, recuperando il fatto che di fronte alla globalizzazione ci sono 800 milioni di nuovi consumatori nel mondo. Ma come si fa a non vedere che questa è un'occasione straordinaria per l'Italia? Anziché vivere di paure e di dire che è l'articolo 18 che ci salverà, perché non abbiamo il coraggio di andare all'attacco per una volta? Perché non costruiamo un'Italia che finalmente recupera l'entusiasmo di fare l'Italia? Antonio Bressa, è una politica di destra questa? No, assolutamente no, anche perché il documento che poi emerge da questa direzione, che poi sarà votato con 130 voti a favore, quindi con una larghissima maggioranza all'interno del Partito Democratico, è un documento che come primo punto parla proprio del superamento di quella grande differenziazione che c'è nel trattamento tra chi è riuscito ad accedere al mercato del lavoro nei tempi in cui i diritti e le garanzie insomma c'erano ed erano una certezza, e quelli come delle tante persone anche della mia generazione che entrano in un mercato del lavoro dove questi diritti e queste tutele non ci sono. Quindi credo che insomma il fatto di risolvere questa grande disparità sia una politica sicuramente di sinistra, sicuramente orientata alla giustizia sociale. E da parte di un giovane che magari lavora o si affaccia al mondo del lavoro, l'articolo 18 ad esempio, ecco, rappresenta un problema l'idea di poter entrare in un'azienda e sapere di magari poter essere anche... beh, evidentemente il tema dell'articolo 18 non è un tema che riguarda così nel profondo le aspettative dei giovani, però non possiamo neanche limitarci a questo, perché comunque è una questione molto seria che è relativa a tutto il mercato del lavoro. La considerazione che fa Renzi e che abbiamo fatto come Partito Democratico è che in un piano di modernizzazione del mercato del lavoro a livello italiano anche la questione dell'articolo 18 deve essere toccata. Perché? Perché è una delle tante questioni che impediscono in qualche modo anche gli investimenti, per esempio, che giungono dall'estero, no? Ci sono tante questioni che bisogna affrontare, il tema della pubblica amministrazione, il tema della giustizia lenta e anche il tema di un'incertezza che si ha nel momento in cui si assumono delle persone e quando le si licenziano si è con la spada di Damocle di un giudice che dovrà decidere se o no reintegrare questa persona, e anche con la paura che ci sia un danno economico importante nei confronti dell'azienda. Allora perché non sostituire questa incertezza giudiziaria con una certezza che è l'indennizzo economico e modernizzare in questo modo il mercato del lavoro, sapendo che al tempo stesso dobbiamo irrobustire il sistema di welfare, di ammortizzatori sociali, e fare in modo che non sia l'imprenditore a doversi far carico per forza perché un giudice costringe una persona, ma quella persona, se perde il lavoro, dovrà essere supportata dalla collettività, dovrà essere supportata dallo Stato con un sistema di ammortizzatori universale della direzione che stiamo intraprendendo. Certo. Marino Masiero, sono parole nuove che arrivano dal Partito Democratico queste? Da imprenditore, no? Cioè una posizione che è sicuramente, non per niente, forse se dovesse essere posta la fiducia sul provvedimento, non si esclude l'appoggio anche di Forza Italia. Innanzitutto io vorrei chiarire alcuni elementi rispetto proprio alla questione dell'articolo 18. L'articolo 18 è una punizione, cioè l'applicazione dell'articolo 18 della legge 300 del 1970, che ricordo
ai telespettatori ha 44 anni, è una punizione che il giudice infligge a un'impresa che ha deciso di licenziare principalmente per 3 motivi. Per una questione, come dire, soggettiva, quindi un errore grave da parte del lavoratore. Faccio un esempio, il furto. C'è un lavoratore che ruba in Italia, non può essere licenziato, e questo credo che sia un'assurdità. Io considero un'azienda una piccola, grande famiglia. Chi si comporta all'interno male, gravemente male all'interno di una famiglia, a mio modo di vedere, deve essere punito e non ci sono giudici che tengano. Se un lavoratore ruba dei beni della propria azienda, evidentemente non può, è incompatibile come mentalità all'interno di quell'azienda. Poi c'è una questione discriminatoria che mi sembra che Renzi stia discutendo in maniera, come dire, ampia con i sindacati e che va tutelata, cioè la discriminazione all'interno di un'azienda non può essere. Ed infine c'è una questione economica, cioè se l'azienda non ha commesse, non ha lavoro, evidentemente l'impresa fa fatica a tenersi tutti i lavoratori al suo interno e sopravvivere. I ragionamenti da fare sono molti. La legge a 44 anni deve essere rivista. La Fornero aveva cominciato, come dire, a fare dei ragionamenti sul come farlo. Il tema vero non è l'articolo 18 dell'impresa italiana, il tema vero è la questione del lavoro. In una società che da almeno 30 anni vede perdere fette di mercato per prodotti che arrivano io ricordo nel mondo ci sono 186 milioni di bambini che lavorano, quindi che vengono sfruttati per fare prodotti che arrivano per la maggior parte in Europa. 186 milioni di lavoratori bambini, che io penso che, voglio dire, sia banale dire che un sindacato italiano come dire, dovrebbe fare di tutto per evitare che questi prodotti che sono sporchi del sangue, del lavoro minorile, arrivassero al nostro mercato. Per 2 ordini di ragioni. La prima è la questione della tutela dei minori dalle altre parti, quindi sarebbe una grande lezione di civiltà dire a chi fa questo tipo di prodotto, il prodotto te lo tieni a casa tua. La seconda questione importante è che noi abbiamo perso fette importanti di lavoro manufatturiero grazie a questa globalizzazione voluta dal WTO, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, e voluta dalle imprese multinazionali a scapito delle imprese italiane. Allora su questo ragionamento io porrei una domanda stasera ai sindacati. I sindacati in questi ultimi 25 anni su questa questione dove erano? Sentiamo, chi è che risponde? Levorato, Righetti? Righetti, CGIL. Come ha detto chi mi ha preceduto e come ha detto lo stesso Renzi nel servizio che avete fatto vedere, evidentemente i fattori principali per poter pensare a un rilancio delle attività produttive e di conseguenza anche dei livelli occupazionali sono ben altri. Certamente fra questi l'ultimo è la questione dell'articolo 18, su cui dopo, se ho il tempo, dirò. No. Sono quelli che sappiamo, sono una capacità di investimento, soprattutto in innovazione e ricerca, sono una capacità di riconversione che deve essere sostenuta da politiche industriali che ad oggi non ci sono la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, sull'impresa, oltre che sui lavoratori e sui redditi dei lavoratori, sono la riduzione dei costi dell'energia, dei servizi e dei trasporti, sono una capacità di migliorare la qualità dei percorsi di istruzione e di formazione. Sono fattori determinanti, sembra la lista della spesa, ma continuano ad essere i fattori principali. E allora perché, se questi sono i fattori principali, si fa diventare prioritaria la questione dell'articolo 18? Evidentemente per altre motivazioni o per altre finalità. Entro un po' nel merito anche di questa. Io credo che vada fatta un'operazione di analisi della realtà, perché alle volte sento una rappresentazione molto alterata e mistificatoria della realtà, cioè la rappresentazione per cui in Italia non si può licenziare, per cui in Italia se uno assume ha sposato il lavoratore per tutta la vita. Non è così, non è così. In Italia purtroppo di licenziamenti ce ne sono tantissimi, in questa fase di crisi ce ne sono stati a migliaia. In Italia i licenziamenti si possono fare in tutte le aziende sotto i 15 dipendenti, in Italia ci sono migliaia di processi di ristrutturazione con licenziamenti attraverso le procedure di mobilità
e di licenziamento collettivo. In Italia si può licenziare per motivi disciplinari perché le mancanze disciplinari, soprattutto quelle gravi, sono regolate dalla contrattazione nazionale, fino alla previsione anche del licenziamento se la mancanza è grave. Ma bisogna andare dal giudice però. No, cosa tutela l'articolo 18? Cosa tutela l'articolo 18? L'articolo 18 tutela il lavoratore rispetto a un provvedimento dell'imprenditore, del datore di lavoro che sia ritenuto senza giusta causa, senza nessun giustificato motivo oggettivo. E a quello si chiede un parere, una valutazione, una decisione che compete alla magistratura, che compete al giudice quando si ritiene che non ci sia nessuna giusta causa. Fra l'altro sull'articolo 18 si è intervenuto. L'ultimo intervento è stato 2 anni fa con la Fornero che è già intervenuta pesantemente. Oggi di fatto l'articolo 18, in particolare il reintegro del lavoratore, perché questo è il punto di cui si discute, per cosa è previsto? No, è previsto nei casi di licenziamento discriminatorio, che tutti quanti condividono che debba rimanere, a parte il fatto che non c'è nessun imprenditore che licenzia uno dicendo che è di una religione, che è di una tendenza sessuale o di un'altra cosa, no. Per i licenziamenti disciplinari, nel momento in cui il giudice stabilisca che il provvedimento disciplinare non era dovuto, non era motivato, oppure era esagerato rispetto alla mancanza fatta. Con l'intervento della Fornero i licenziamenti per giustificato motivo economico si possono fare e si fanno, per cui insomma, diciamo la che tutela dell'articolo 18 è una norma di civiltà, io dico anche di cittadinanza, va di là della tutela del lavoratore, che sancisce un fattore di deterrenza rispetto al totale libero arbitrio e alla totale libera discrezionalità dell'imprenditore nei confronti del lavoratore. È una norma di civiltà che va mantenuta non solo per i lavoratori che sono attualmente in servizio, quelli che ne usufruiscono, i lavoratori cioè nelle aziende sopra i 15 dipendenti, ma va per la natura che ha, garantita anche alle generazioni future. Chiudo solo con un'ultima osservazione. Si dice che siamo in una situazione in cui ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, perché alcuni hanno questa tutela, a parte il fatto che c'è stata nella fase storica la sinistra sindacale, la stessa CGIL, che ha sostenuto un referendum per estenderlo anche ai lavoratori delle aziende sotto i 15 dipendenti. Dopo non ha raggiunto il quorum, ma è stata fatta un'operazione. Ma soprattutto con quello che viene proposto, in realtà viene riproposta un'ulteriore differenziazione, non solo fra chi è sotto i 15 dipendenti e chi è sopra, ma anche fra lavoratori in servizio attualmente e lavoratori che entreranno, e giovani, sperando che abbiano la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Professor Casen, non so se riesce a parlare, un diritto, un articolo è stato introdotto 44 anni fa, è ora di cambiarlo o di eliminarlo? Ma quando fu introdotto l'articolo 18 tutti gridarono che era una bella cosa, e effettivamente era una bella cosa, perché era un mondo diverso, diciamo che l'imprenditore era su un altro pianeta e la classe operaia era al di sotto. Ricordo un film, la classe operaia va in paradiso. Sì. Ed era una cosa eccellente, però nel tempo le cose sono cambiate e questo articolo 18 non serviva molto a quell'epoca. Per quale motivo? Perché la grande fabbrica aveva una via di sicurezza che era la cassa integrazione. La Fiat, quando aveva un problema di sovranumero, non licenziava, anzi la Fiat assumeva, poi metteva in cassa integrazione, e questo era un sistema che andava a vantaggio chiaramente degli operai, perché avevano una certezza di continuità del lavoro, e dall'altra parte, da parte dell'azienda, il quale non rischiava più di tanto se aveva troppo poco mercato e aveva troppa produzione. Arrivati al punto tale che la Fiat ne approfittava di questo, cioè creava sovrapproduzione, poi metteva in cassa integrazione, quindi andava avanti una produzione a singhiozzo, 2 mesi cassa integrazione, 2 mesi sovrapproduzione, e quindi l'operaio veniva anche a costare meno alla fine. E in questa cosa, in una economia forte, e parliamo di un momento in cui la lira italiana era al primo posto a livello mondiale come stabilità e vinse 3 volte il premio come moneta stabile, e questa cosa non si poneva.
si poteva stampare moneta, lo Stato la distribuiva e il mercato funzionava. E c'era un mercato in crescita, perché chiaramente il fatto che l'operaio aveva una sua stabilità e non aveva nessun rischio dava un senso di possibilità anche nel futuro di poter comunque investire, comunque crearsi un debito, per esempio per costruirsi la casa, per mandare i figli a scuola, eccetera, eccetera. E questa è finita quell'epoca. Oggi la globalizzazione pone le aziende in concorrenza sfrenata, ma soprattutto, come dicevano prima, in una concorrenza fuori misura. Cioè, se da una parte c'è questo rigore che è giusto, dall'altra parte invece abbiamo delle situazioni di produzione o iperproduzione. Parliamo di aziende che hanno 1 milione in Cina, 1 milione di operai, no? Che vengono alle finestre, vengono messe le sbarre perché se no si buttano con 13 ore di lavoro, 7 giorni su 7, e a questo punto è difficile far concorrenza. E non è detto che poi la produzione della Cina sia superiore alla nostra, ma il costo è talmente basso per cui la gente tende a comprare anche una cosa che poi si rompe. E questo fa parte di un fenomeno, e questo va contro chiaramente al mercato europeo e al mercato italiano. La produzione è una... In questo fenomeno di globalizzazione non si è pensato a uno start-up, a un periodo di transizione, ma sono aperte tutte le frontiere. Allora chi aveva un prodotto forte che comunque sarebbe stato richiesto anche indipendentemente dal costo, tipo quello tedesco, quindi ad alto livello, se vuoi una macchina tedesca la paghi, se no fai a meno e tutti la vogliono. Questo problema si poneva un po' meno, adesso si comincia a porsi. Invece per il prodotto medio-alto oppure per un prodotto più basso, chiaramente la concorrenza fa la differenza. E in questo il governo è mancato, sono mancati i governi, ma soprattutto il governo europeo che non c'è, perché giustamente stasera Renzi diceva basta ai funzionari, non si può fare politica con i funzionari, perché non basta soltanto regolamentare determinate cose, bisogna avere la percezione di a cosa serve il regolamento, non il regolamento di per sé stesso. E quindi questa invasione di un mondo di sovrapproduzione a bassissimo costo, soprattutto sul problema della differenza della valuta, quindi un renminbi che è la moneta cinese ha un tasso di svalutazione fino a qualche tempo fa del 20% al mese, ma non è che sia in default l'economia cinese, è volutamente tenuta in questa maniera praticamente la politica che ha fatto il Giappone in tutti gli ultimi 70 anni. Teniamo bassa la moneta perché allora il valore del prodotto è molto basso, anche se in realtà vale molto di più. E questo è un sistema per tenere il mercato. In tutto questo complesso è rimasto l'articolo 18. Allora vediamo un attimo la storia dell'articolo 18 quando è cominciata la crisi dell'economia italiana. Rivedersi rimettere in azienda un operaio che è stato licenziato 3 anni prima perché il giudice, che come tutta la giustizia italiana è sempre a scartamento ridotto, dopo 3 anni deve pagargli 3 anni di stipendio, va reintegrato. Se viene reintegrato, come diceva Dalla Valle ieri sera in un'altra trasmissione, non lo puoi neanche licenziare, l'ha licenziato per 3 volte e per 3 volte è stato rimesso nella fabbrica. Questo non è una buona gestione. Quando io ho problemi all'interno dell'azienda, sono i problemi più grossi rispetto a quelli esterni. L'imprenditore è imprenditore, quindi ha impresa perché ha delle difficoltà e quindi deve sconfiggere il mercato. Se poi queste difficoltà sono all'interno è peggio ancora. Allora sarebbe utile che il giudice prendesse un provvedimento rapido. Gli viene presentata la causa, nel giro di una settimana stabilisce se viene integrato o non viene integrato, dopodiché andrà nel merito. E questo non viene fatto. E perché non viene fatto? Perché i giudici, diciamolo chiaro e tondo, in una buona parte sono dei cialtroni, perché non gliene frega niente del buon esito della causa. Loro giudicheranno e quando arriverà questa cosa che piove dall'alto, no, te la becchi e te la tieni. Allora, è vero che la giustizia oggi ormai detiene il potere totale
No, sia nel campo della politica sia nel campo dell'economia, perché qualsiasi cosa va a finire in tribunale e c'è un giudice che sentenza. E non ci sono delle strutture invece che gestiscono bene la vita politica del paese. Questa è la grossa differenza. Allora l'articolo 18 gestito in questa maniera è micidiale, perché poi crea un principio all'interno dell'azienda e crea una situazione di rottura di fiducia all'interno dell'azienda. E questo va tolto, perché, diciamocelo chiaro, l'altro grosso errore che ha determinato la persistenza dell'articolo 18 è il non aggiornamento dei dipendenti nel momento in cui c'è la cassa integrazione. Cassa integrazione vuol dire avere lo stipendio e secondo lavoro. Io mi ricordo che cassa integrazione sono durate 10 anni. 10 anni lo Stato o chi l'ente preposto ha pagato stipendi e c'erano massai che stavano a casa e prendevano lo stipendio. Benissimo, ma perché no? Se si poteva fare, oggi non si può più. Oggi non si può più. L'Evorato è un sistema che va cambiato. Sì, va cambiato, però ho sentito alcuni ragionamenti qui stasera un po' particolari. Allora si pensa di modificare l'articolo 18 perché per esempio la giustizia in Italia non funziona. Credo che questo sia un po' un paradosso rispetto alle questioni che ho sentito, quindi se la giustizia non funziona si metta mano alla giustizia, si metta mano al funzionamento, ma non perché la giustizia non funziona si debba penalizzare i lavoratori. L'altra cosa che ho sentito è che sembra quasi appunto che non si possa più licenziare in sto paese. Noi vediamo tutti i giorni, purtroppo, lo dico come vedono i miei colleghi sindacalisti, decine e decine di lavoratori che perdono i posti di lavoro, che vengono a fare i famosi conciliazione, che vengono estromessi dal posto di lavoro, non hanno tanta cassa integrazione, ormai non ce n'è più, tanta disoccupazione ma non cassa integrazione, disoccupazione tanta ma poca cassa integrazione perché sta finendo anche quella. Poi tra l'altro la questione della formazione dei lavoratori, no? È paradossale, ormai anche i fondi che servivano per formare i lavoratori si stanno svuotando per dare la possibilità che questi fondi vengano reinvestiti, cosiddetti ammortizzatori sociali, perché le risorse non ce ne sono più. È vero, anche noi vorremmo che i lavoratori facessero formazione, vorremmo però che ci fossero le risorse per farlo, mentre molte volte i lavoratori rimangono a casa perché non ci sono nemmeno risorse per fare la formazione. Quindi No, capire, se viene tolto l'articolo 18, voi che timore avete? Cosa avete paura che succeda? Non succederà grandi cose, perché abbiamo visto che i casi veramente in Italia dove viene applicato l'articolo 18 come c'è adesso, perché anche qua sfattiamo una leggenda metropolitana di questi 44 anni dell'articolo 18, perché almeno sulle cose basilari di fondo dovremmo avere tutte le stesse conoscenze. No? Non esiste, cioè noi abbiamo, io dico per onestà intellettuale, nel 2012 la signora Fornero, che ha fatto piangere gli italiani oltre che se stessa, ha cambiato radicalmente l'articolo 18 in Italia, come diceva prima il mio collega della CGIL. L'ha cambiato radicalmente nella maniera che viene applicato, uguale, identica alla maniera che si usa nella Germania. Lo guardiamo, questi testi sono dappertutto, ormai basta leggerli, cioè sono cose comuni, non bisogna essere degli scienziati. In Germania c'è la stessa situazione per l'articolo 18, quindi sulla questione del licenziamento come c'è in Italia adesso. Non mi sembra che la Germania per questo abbia avuto grandi problemi all'interno del mercato del lavoro, perché applica questo tipo di regolamentazione sui licenziamenti. Quello che dice Renzi, anche qua, anche lui ha forse la memoria corta, forse è nato dopo il 1970 e quindi molti passaggi non li ha letti. E qualcuno forse anche in direzione glielo ha ricordato, no? Bonariamente ha detto: guarda Renzi, che probabilmente qua stai parlando anche con delle persone che le cose le sanno, non solo come persone che non le sanno. Perché anche, mi spiace dirlo, il giovane qua rappresentante del PD, un po' di storia dovremmo un po' conoscerla, perché il fatto di scambiare i diritti tra giovani e non giovani non può essere un patrimonio della sinistra. Cioè lo scambio del fatto che siccome non si possono dare i stessi diritti ai giovani dobbiamo toglierli anche ai meno giovani. Non ne può esistere. Nessuno ha mai detto questo. Cioè, la logica dello scambio, la logica dello scambio, finisco, permettermi quando finisce di interloquire. Vai tranquillo. Non ne può esistere uno scambio generazionale dove si dice, visto che non si può permettere al giovane di dare lo stesso diritto di chi è adesso
super tutelato, perché sembra che un lavoratore dipendente a tempo determinato sia super tutelato. In realtà li vediamo, ripeto, tutti i giorni licenziati per motivi economici in gran parte. Nel Veneto ormai sono più di 200.000. La situazione è difficile, allora, stiamo parlando di cose che almeno dovremmo avere l'onestà intellettuale di conoscere un po' meglio. Quindi rispetto alla questione dei tutelati e non tutelati, i giovani e gli anziani tutelati, è una cosa che non deve essere più messa in atto, perché diventa una cosa difficile da digerire. Questa è la prima questione. L'ultima questione invece che ritengo importante è qui non è chiaro cosa vuole fare Renzi, perché oggi o ieri, quando era in Inghilterra in questi giorni qua, o in intervista alla BBC di oggi o di ieri, lui ha detto: io ho un'idea di cosa fare, no? Il modello è quello inglese, in cui per qualsiasi motivo, tranne uno, che è quello che si diceva prima, il fatto che io sia nero, bianco, ebreo o sia omosessuale, un discriminatorio, tranne quello, per il resto il datore di lavoro può licenziare chiunque, no? Quindi non c'è più la possibilità tra il giovane e l'anziano, quello che ha 30 anni, quello che si è spaccato la schiena per 30 anni in quella fabbrica, non c'è più questa differenza, siamo tutti uguali. Quando il datore di lavoro, per altri motivi che non siano quelli che ho detto prima, Renzi dice: gli diamo quello che gli aspetta, sono 1 anno, 2 anni a casa, ma stiamo parlando di persone che hanno fatto la storia in questo paese, hanno portato questo paese in queste situazioni. Parlo dei genitori dei giovani che parlano adesso, certo, che hanno 30 anni di lavoro e possono trovarsi perché un giorno si decide che non va più bene, perché ha la schiena rotta, perché non è più capace di rimanere al tornio, perché parliamo di persone che non sono sullo stesso piano imprenditori. Ho sentito che che adesso è cambiato così i tempi che la stessa, diciamo così, situazione per il lavoratore e l'imprenditore ormai siamo nello stesso piano. Vogliamo pensare che questa sia una realtà in cui non c'è ancora una differenza di sudditanza tra chi va a cercare lavoro e chi dà lavoro? Pensiamo che questo sia ancora un atteggiamento che non ci sia nel mondo del lavoro? Adesso sentiremo le risposte, Antonio. Sì, brevemente. Dopo andiamo in pubblicità. Sì, brevemente, solo per dire che questa logica dello scambio si è sentita molto in questi giorni nel dibattito pubblico sull'articolo 18. Non è così, perché non è che noi andiamo ad estendere le tutele a chi oggi non ce l'ha perché andiamo a toglierle a chi invece ce l'ha. Semplicemente si estendono le tutele a chi non ce le ha e mettendo tutti, diciamo, nella cosiddetta serie A si rivede e si modernizza. Ma mi spieghi sta serie A qual è? Perché continuate a dire che fate queste cose ma non mi spiegate di tutela mai e di garanzia per i lavoratori. Qual è la serie A? Dal nostro punto di vista, una serie A è quella dove per esempio tutti hanno il diritto alla maternità, dove tutti hanno il diritto ad arrivare ad avere una pensione in futuro, dove i diritti che hanno le persone che hanno un contratto a tempo indeterminato sono estesi ai vari CocoPro piuttosto che associazioni in partecipazione, quelle 1000 categorie contrattuali che conosciamo bene e che hanno ridotto una generazione alla marginalità economica in questo paese. Certo, e tutte le partite IVA. Quindi l'articolo 18 non c'è. Viene rivisto perché si immagina un sistema di tutele più adatto ai tempi che cala l'onere dall'imprenditore e lo dà più alla collettività e allo Stato. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, un paio di minuti, ci ritroviamo subito qua a TV7 Match.